Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa, l'appuntamento quotidiano che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Non ci fermiamo di certo perché magari si fermano i campionati di calcio. Noi andiamo avanti, vi dicevo l'appuntamento che vi terrà compagnia parlando e portando a casa vostra l'informazione sportiva del nostro territorio. Informazione sportiva che questa sera si concentra sul Lungobrenta, perché andiamo a Cartigliano, ma non per parlare della prima squadra, non per parlare della Serie D, e insomma del campionato che si è chiuso domenica scorsa e che ha visto insomma l'ennesimo, chiamiamolo piccolo grande miracolo sportivo del Cartigliano, con una salvezza arrivata in largo anticipo. No, parliamo di bambini, parliamo di calcio giovanile e parliamo soprattutto del più importante torneo per bambini, per piccoli amici e primi calci, che è il Fair Play di Cartigliano. Di tutto questo ne parliamo insieme al responsabile tecnico dell'attività di base del Cartigliano Calcio, Ivan Pozza. Buonasera Ivan. Buonasera Alex. Allora Ivan, entriamo subito nel vivo della puntata, perché non possiamo non parlare del torneo Fair Play che torna finalmente, insomma, dopo lo stop causa Covid, se non sbaglio il 22 maggio, giusto? Il 22 maggio, sì, la domenica mattina è il primo appuntamento. Insomma, che emozione c'è intanto nel rivedere, perché per quei pochi che non conoscessero il torneo Fair Play è una cosa meravigliosa, è un torneo gigantesco, una quarantina di squadre grosso modo, piccoli amici e primi calci, che insomma riempiono di colore, di entusiasmo gli impianti sportivi di Cartigliano. Raccontaci tutto. Sì, dici bene Alex, aspettiamo anche noi con ansia di ritornare a riproporre questo splendido torneo. L'ultima edizione del 2019, perché poi nel 2020 con la pandemia non siamo riusciti a farlo, quindi sono ben 3 anni che manca questo torneo. L'anno scorso con gli esordienti pulcini siamo riusciti a ripartire con dei tornei, però con i primi calci piccoli amici, i più piccoli, purtroppo non siamo riusciti. 3 anni che manca, è un torneo famosissimo. Io incontro sempre, quando incontro i genitori che trovo ai campi, anche quelli delle altre squadre, i genitori dei bambini che giocano nelle altre squadre, mi chiedono sempre: farete quest'anno il torneo? Sì. E anche gli allenatori, perché poi questo torneo è molto famoso, ci sono tutte le squadre qui del comprensorio e anche da oltre. Per andare nello specifico, allora sono 5 appuntamenti, 2 domeniche, il 22 maggio, quindi domenica si comincia già, e il 5 giugno, le 2 domeniche dalle 10 alle 12, poi 2 appuntamenti infrasettimanali che sono venerdì 27 maggio e mercoledì 1 giugno dalle 7 alle 9 di sera, e giornata conclusiva che sarà sabato 11 giugno il pomeriggio, con la grande festa delle premiazioni. Allora tieni conto Alex che poi nelle 2 ore è difficile pensarlo, però è così, si giocano circa 60-70 partite, quindi è una manifestazione che nelle sue 5 giornate vede 300 partite. È incredibile. Pensate, in 2 ore 60 partite. 2 ore i bambini continuano a giocare, un po' la forza anche di questo torneo, perché è breve, nel senso che nelle 2 ore noi facciamo tutto, però i bambini continuano a giocare. Gli impianti sono tutti a disposizione, campo principale, campo in erba, campo sintetico, si fanno fino a 18 campi, quindi si può giocare fino a 18 partite contemporaneamente, quindi c'è spazio per tutti. Assolutamente, ed è una manifestazione, ne approfitto anche perché insomma ci arrivano tantissime email di insomma tutte le società sportive che stanno organizzando tornei, manifestazioni. Noi diamo chiaramente la possibilità a tutti di venire qui a raccontare quello che è un ritorno alla normalità, che insomma ci fa tanto piacere rivedere insomma i piccoli grandi campioni di oggi e di domani che si divertono, perché è giusto parlare di divertimento, no? Non di sfida, non c'è una sfida, sì, c'è un divertimento. In particolare nel Fair Play, ecco, a differenza magari degli altri 2 tornei per i pulcini e gli esordienti, dove poi c'è un vincitore finale, una graduatoria,
lì nel nostro fair play non ci sono graduatorie, insomma alla fine tutti vincono, soprattutto i bambini. Assolutamente. Parlando degli altri due tornei, Ivan, di che cosa si tratta? Perché c'è il torneo Villa Cappello e il Città di Cartigliano. Anche qui settore giovanile biancazzurro impegnato, perché insomma coinvolge tanti ragazzi. Sì, un grande impegno. Allora, mandando in ordine temporale, partiamo con Città di Cartigliano, che è il torneo più lungo, perché è partito a settembre. 22 squadre partecipanti, hanno giocato tutti i sabati, tranne quando c'era il torneo della FIGC, i campionati, hanno giocato tutti i sabati e anche adesso giocano il sabato e il mercoledì agli impianti sportivi. Avrà la sua giornata finale domenica 12 giugno. E coinvolge quale fascia d'età? Questo è un torneo per gli esordienti, quindi parliamo di 2009-2010. 2009-2010. Ecco. Poi c'è il Villa Cappello, che è il torneo iniziato qui a maggio. Ecco, il torneo infrasettimanale che si gioca nel parco della splendida cornice della villa. Si gioca il lunedì, martedì e giovedì. Abbiamo giocato. La settimana prossima ci saranno le semifinali, quindi ci attendiamo anche lì tanto pubblico, martedì e giovedì le semifinali. E poi la giornata conclusiva sabato 4 giugno con la giornata conclusiva per i due tornei, perché sono divisi i due tornei in due fasce d'età, 2011 misti e 2012. Ivan Pozza è responsabile tecnico dell'attività di base del Cartigliano, ma è anche il braccio destro, possiamo definirti così, di Walter Borso, che è il responsabile del settore giovanile del Cartigliano. Ecco, una piccola curiosità, insomma, portare avanti 3 tornei così importanti, poi contemporaneamente, perché insomma avete sentito un po' le date si accavallano, nel senso questo è un periodo di bel lavoro, insomma un lavoro molto duro. Come ci si riesce a portare avanti un po' tutto? Ci si riesce con tanto impegno, tanto passione, e poi tu hai citato me e Walter, io posso aggiungere Beppe Baggio, che assolutamente è un'altra anima del torneo, ma soprattutto tutti i volontari che poi ci danno una mano per i campi, per l'organizzazione del torneo, i cuochi nelle semifinali. C'è tanta gente, ci sono volontari, ci sono i genitori, ci sono anche gli arbitri per il torneo degli esordienti, tantissima gente che insomma l'unione fa la forza, e riusciamo a completare questo percorso anche difficile, perché tieni presente che 3 tornei significano 70 squadre sì. E circa 500 partite nel corso della stagione. Quindi insomma un bel impegno, però come dici giustamente, l'unione fa la forza, una bella immagine questa, tutti insieme insomma uniti dalla passione, insomma, e si va avanti, si riesce a portare avanti questi 3 tornei, ripeto che insomma indipendentemente dalla società che li organizza è comunque bello tornare a rivedere bambini e ragazzini insomma correre spensierati, sfidarsi, divertirsi sui campi da calcio in questo periodo qui. Ne abbiamo tutti un po' bisogno, reduci insomma con il retaggio di 2 anni così complicati alle spalle. Parlando adesso invece chiudiamo la parentesi sui tornei, spostiamoci a parlare del camp, perché Fair Play non è solo il torneo che si fa a Cartigliano, ma c'è anche il camp che ti vede insomma organizzatore, coinvolto in prima persona. Anche qui un progetto e un'iniziativa importante che comunque ha una storicità, perché anche l'anno scorso, insomma anche negli anni scorsi insomma si è sempre svolto. Raccontaci qualcosina in più di questo camp. Sì, diciamo che se a metà giugno i più grandi vanno in vacanza e non vedono l'ora di finire, e per i bambini non è così, loro vogliono giocare, giocano sempre, quindi è giusto, doveroso dare loro la possibilità di continuare. Allora è un'idea nata 6 anni fa, quindi siamo già alla 6ª edizione, abbiamo avuto successo sin da subito. Abbiamo ogni anno tra i 120 e 150 iscritti. Scusami se ti interrompo Ivan, avete avuto successo anche negli anni di pandemia, perché anche lì soprattutto negli anni di pandemia. Tieni presente che il primo anno di pandemia nel 2020, fino a forse 15 giorni, 10 giorni prima di iniziare, non si sapeva neanche se si poteva fare. Ho organizzato tutto in velocità e i genitori non vedevano l'ora di
di mandare certo. con le difficoltà di distanziamenti, mascherine e quant'altro, però diciamo che poi siamo facilitati lì dagli impianti che abbiamo, che tutti ci invidiano. Abbiamo 20.000 metri quadri di spazi all'aperto, abbiamo 3 campi dove possono giocare i ragazzi, abbiamo la tensostruttura al coperto, che nei momenti di tanto caldo oppure nelle giornate piovose i bambini possono giocare lì. Certo. Abbiamo lo spazio dove mangiare, poi il camp insomma abbraccia anche tante altre attività come possono essere le passeggiate lungo Brenta, molto apprezzate, le giornate in piscina. Sono 4 settimane dal 13 giugno fino all'8 luglio, dal lunedì al venerdì, dalla mattina alla sera, poi c'è la possibilità per chi vuole di fare solo la mattina, di tornare a casa a mangiare e ritornare, insomma tanta disponibilità. E allora, quindi tornei, camp per un'estate insomma contraddistinta a Cartigliano dalla gioventù, dal insomma, coinvolgimento e dal divertimento di bambini e ragazzini. Parliamo un attimo invece di adesso partite ufficiali, perché facciamo un piccolo bilancio, sebbene lo ricordiamo, Ivan Pozza sia il responsabile tecnico dell'attività di base, però come dicevamo insomma ha stretto contatto anche con tutto il mondo del calcio giovanile, dalla juniores in giù. Ivan, 2 minuti, com'è andata questa stagione per l'attività agonistica del settore giovanile del Cartigliano? Io direi tutto sommato un'annata positiva, anche se in qualche categoria abbiamo trovato delle difficoltà oggettive che insomma ci aspettavamo. Partendo dalla juniores di Mister Bernardi hanno fatto un campionato dignitoso con le loro difficoltà e comunque delle trasferte lontane, qualche defezione durante l'anno anche per il discorso dell'obbligo del Green Pass, che sapevamo, ecco. Però si sono comportati bene, hanno fatto anche delle belle partite che io ho seguito anche personalmente in casa. L'annata degli allievi ha avuto tanta difficoltà nei risultati, ci aspettavamo questo perché è un'annata giovane, soprattutto ragazzi al primo anno di allievi. Però io devo fare personalmente anche un applauso per il nostro mister Leali, che ho sempre visto comunque molto motivato nel portare avanti la propria annata e nonostante le difficoltà incontrate. Certo. I giovanissimi ci hanno dato una grandissima soddisfazione, hanno vinto il proprio campionato provinciale. Abbiamo anche visto le immagini dell'ultima partita a 9 dove sono entrati tra gli applausi degli avversari. Adesso ci aspettiamo fiduciosi l'ultimo gradino, l'ultimo step nelle finali. Ecco. Posso fare anche una piccola nota, ecco, per quanto riguarda il torneo internazionale. Ecco, allora ritorniamo a quelli più giovani. Con la categoria Pulcini abbiamo vinto il torneo internazionale in Croazia. L'abbiamo vinto con gli allievi 3 anni fa e siamo ritornati lì a vincere, quindi è una soddisfazione. Un'annata sicuramente quindi da tutti promossi, diciamo così, tutti promossi nel settore giovanile del Cartigliano. Allora noi ringraziamo Ivan Pozza per essere stato in nostra compagnia questa sera. Rinnoviamo l'invito insomma a tutte le squadre che ci scrivono di pazientare un attimino, ma comunque continuate a scriverci perché daremo spazio a tutti come sempre, e soprattutto l'invito a tutti voi di continuare a seguirci dal lunedì al sabato, qualche minuto prima delle 20, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie e buona serata a tutti.